questa mostra di Alberto Zampieri, con questa sua vena onirico-surrealistica, è interessantissima perché parla di un futuro e tuttavia con altre sue opere si connette al passato. Se infatti noi, dopo aver visto questa splendida mostra, io sono davanti a Mundialita, una sorta di immaginazione del futuro, di un futuro che non si sa come potrà essere e che porta i segni di un pessimismo del presente notevolissimi, se poi noi ci spostiamo nella villa, vediamo da dove è stata originata questa mostra. Cioè Alberto ha costituito una sorta di pendant della mappa di Jacopo de Barbari, la prima mappa di Venezia che fu fatta nel 1400, da cui poi seguirono tutte le altre. La peculiarità di questa mappa è che questa che possediamo noi, anzi che ci è stata gentilmente prestata dal signor Gilberto Peguri, è che è fatta in vetro e foglia d'oro. Quindi è una mappa assolutamente particolare, a cui ha risposto con la sua esperienza anche in fatto di vetro e di foglia d'oro Alberto Zampieri. Ci tengo a dire che all'interno di questa mostra, che durerà fino al 21, ci sono stati 2 concerti fatti da Michele Peguri. Il secondo va in onda adesso, fra poco. E concludo dicendo che con questa mostra noi riapriamo le sale espositive del Comune di Milano, che per ovvi motivi sono rimaste chiuse a lungo. E soprattutto mi preme dire che non è il primo omaggio che facciamo ai 1600 anni di Venezia, perché già con teatri e concerti questo tributo di onore alla Serenissima l'abbiamo fatto.